Venezia sbarca ad Amalfi per partecipare con tante speranze alla 70ª edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, che vedrà l'Armo veneziano nella nuova divisa nero-verde sfidare con il proprio galeone le altre città marinare, Pisa e Genova, oltre naturalmente ai padroni di casa di Amalfi, che ospita la competizione. Capo delegazione di Venezia, il consigliere comunale delegato del sindaco alla tradizione e al lavoro, Giovanni Giusto. Siamo ad Amalfi, questa meravigliosa costa, va bene, costiera amalfitana, perché oggi viene disputata la prima delle due regate, o meglio le sfide, delle antiche repubbliche marinare. Ad aprire le sfide in acqua la gara femminile e poi la competizione maschile molto attesa che si preannuncia assai combattuta su un percorso di 2000 metri, ma in questi giorni non mancano tanti altri appuntamenti storici, dal corteo dei figuranti allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio, l'esibizione della fanfara dei carabinieri e tanto altro. Noi logicamente tifiamo Venezia e indubbiamente, anzi abbiamo già puntato tutto su Venezia, speriamo, perché è una regata un po' particolare, dove magari le prime 3 battute iniziali vanno a influire il risultato di 2000 metri di percorso. Non può mancare l'urlo benaugurante. Comunque il risultato va bene, gridando quello che è l'orgoglio per noi veneziani quando rappresentiamo la nostra storia che continua. Viva Venezia e viva San Marco!